Domani mercoledì, giornata della legalità, il Comune organizza una manifestazione che parte dalla sede del municipio fino ad arrivare alla questura davanti alla prefettura. Il giorno 23 è dedicato alla giornata della legalità, è una giornata molto importante, è una giornata nella quale si ricordano tante persone che hanno dato la vita per tutti noi, per il progresso della società. È una giornata in cui noi vogliamo dedicare questo ricordo soprattutto ai giovani, soprattutto a chi quei momenti tragici non li ha vissuti, perché la memoria resti, perché la memoria si faccia comportamento, nel senso che la legalità non può essere un fatto di facciata, non può essere un fatto legato solo a delle parole, ma deve essere incarnata nei comportamenti di ciascuno di noi. Però perché questo possa avvenire è necessario che venga trasmesso soprattutto appunto ai giovani, ma a tutti quelli che sono impegnati nella società, sia dal punto di vista di attività produttive, di attività sociali, di attività in genere imprenditoriali o comunque lavorative. Noi come amministrazione comunale questo lo abbiamo voluto fortemente e cercheremo di manifestare assieme a tutti i ragazzi, assieme a tutti coloro i quali sicuramente parteciperanno, il nostro impegno appunto per la legalità e contro la mafia. Il programma è molto semplice, c'è un raduno previsto per le ore 9:30 in Piazza Municipio e da lì poi ci si muoverà con una marcia verso la prefettura. Faremo una piccola tappa intermedia all'ex tribunale, cioè in Piazza Gallo, dove abbiamo ricostruito, come sanno tutti ormai i cittadini, abbiamo ricostruito la stanza che fu del giudice Livatino, altro eroe, altra figura emblematica del rispetto della legalità e là faremo un breve momento di riflessione e dopo proseguiremo con la marcia in prefettura, volendo legare le istituzioni locali con le istituzioni nazionali. E là poi ci sarà un momento appunto di saluto, un momento di riflessione comune e si concluderà la manifestazione. Io invito tutti a partecipare perché è giusto e doveroso che tutti si sia compatti al di là delle divisioni, al di là delle diverse posizioni politiche, però io ritengo che la legalità e la lotta alla mafia debbano essere dei momenti fondanti per tutti, devono essere dei principi sui quali costruire qualsiasi tipo di percorso civile si voglia intraprendere.